allora eccoci qua, tornati in studio. Il nostro appuntamento con il Memento questa settimana ha un sapore diverso, Ermanno, perché diciamo, abbiamo già fatto 2 puntate sul Quirinale, oggi ricordiamo diciamo, un po' quello vediamo di fare un passo avanti, perlomeno noi, poi il Quirinale non so cosa succederà. E abbiamo appunto degli ospiti che sono importanti, che ci possono indirizzare quale potrebbe essere il futuro e si possono fare anche scommesse. Certo. Allora presentiamo gli ospiti che abbiamo in studio questa sera. Saluto Alessandro Bisato, buonasera Bisato, grazie di essere qui in studio del Partito Democratico. Saluto Elisa Venturini, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Consigliere regionale di Forza Italia, in Consiglio regionale Veneto. Abbiamo in collegamento il professor Luciano Greco. Buonasera professor Greco. Buonasera. Ecco, bene, la sentiamo bene, docente di Scienza della Finanza all'Università di Padova. Abbiamo in studio, lo saluto, il collega Francesco Pontelli, giornalista economico. Buonasera. Grazie anche a lei di essere qua e saluto Alain Luciani della Lega. Buonasera. Solo Lega, non Lega Nord, ormai il Nord è scomparso, o c'è ancora? Diciamo che come gruppo consiliare in comune siamo ancora Lega Nord, ecco, però ovviamente resiste. Esatto. Vabbè, insomma, questa sera parliamo un po' insomma, di queste elezioni del Capo dello Stato, dicevo prima della pubblicità, 5 giorni di voto, oggi il primo doppio scrutinio, il nome di Elisabetta Alberti Casellati, Ermanno, il nome, una donna non ha raggiunto il quorum. Ci può dire che è una strada in salita per le donne in questa elezione? Ma diciamo che è una strada in salita per tutti, perché diciamo che non c'è un gruppo compatto che riesca a mettere insieme dei numeri. E quindi io penso che buttata così la Casellati è stata un po' bruciata. E poi naturalmente la strategia politica ormai ha tante di quelle strade che non si può mica indovinare dove si andrà a finire. Certamente che questa elezione del Presidente della Repubblica è rappresentativa di un momento dove la compattezza politica manca sia da una parte che dall'altra. Speriamo che questo dà una sensazione di disagio per i telespettatori, per gli italiani, perché vorrebbe avere immediatamente una risposta e una persona che sia rappresentativa di quelle che sono le esigenze degli italiani, non dei politici che stanno a Roma, e questa c'è un po' di confusione, la gente è un po' scontenta, diciamo, perché vorremmo appunto che ci fosse un rappresentante che riuscisse a coordinare, come in parte ha fatto anche Mattarella in questo periodo, ha messo insieme delle posizioni molto contrastanti di loro, ma mettendo a capo Draghi è riuscito a gestire un'operazione estremamente difficile. E quindi diciamo che il risultato oggi è abbastanza buono. Parlo sempre nei confronti degli italiani. Dopo ognuno come politico dirà a me non va bene, a me va meglio, eccetera, ma noi dobbiamo pensare che li abbiamo votati noi quei rappresentanti e che devono rispondere a noi di quello che fanno nel loro insieme e tra di loro, perché alla fine se litiga uno della destra con uno della sinistra ci rimettiamo noi, e se litiga uno di centro con uno della sinistra ci rimettiamo noi. E non va bene che si litighi, bisogna arrivare rapidamente a delle conclusioni. Teniamo presente, e vorrei fare un passo indietro, che il Movimento 5 Stelle è nato da un disagio italiano. Non è che la gente aspettava il nuovo partito, è che sono stati fatti da tutti i partiti degli errori e gli italiani si sono disinformati e disaffezionati. Cioè non amano più la politica, la vedono con sospetto. Allora bisogna invertire la marcia. E questo potrebbe essere un segnale. Naturalmente la strategia dei partiti non sempre è chiara. È il motivo per cui stiamo parlando e abbiamo i nostri ospiti che ci spiegheranno meglio quali sono le possibilità che una donna, che sarebbe bello, andasse come capo dello Stato, ormai diciamo, la maggior parte degli stati europei l'ha avuta, Germania per prima,
e poi eventualmente anche un uomo, perché appunto ci rappresenti, cioè rappresenti il siciliano, il veneto, il piemontese, tutte le regioni d'Italia, perché andrà nella direzione giusta. Certo, beh, io darei la parola in apertura a Elisa Venturini, visto che è l'unica rappresentante donna questa sera in questo nostro minoranza. In totale minoranza. Però vi confesso che in quest'ultimo periodo a livello politico non vedo tante donne presenti, anche nei salotti televisivi, ne vedo meno rispetto a qualche tempo fa. Detto questo, diciamo che mi dispiace per la Casellati, perché poi è padovana, quindi un po' di amore anche per il territorio, padovana, donna, poi è Forza Italia. Il suo nome è stato fatto da Salvini, sostenuto dalla Meloni, però è stata buttata là, data in pasto. E quindi forse sì, va bene anche proporre nomi di donne, però magari cerchiamo di far fare anche bella figura alle donne, no? Che non vengano utilizzate giusto per dargli impasto all'arena. E adesso viene fuori il nome della Belloni, giusto perché appunto si è fatto un nome di donna che è stata... Elisabetta Belloni. Giusto. Che è stata, esatto, che è stata bruciata una donna questa mattina, allora adesso si prova magari con un'altra donna giusto perché non si dica guarda, gli hanno fatto fare una brutta fine a una, aspetta allora che ne proponiamo un'altra. Allora da donna è chiaro che mi piacerebbe vedere a capo di questo Stato una figura femminile, però mi piace anche pensare che le donne vengano trattate con dignità e con valore, non giusto perché ci sono dei giochi dietro, perché poi bruciata la Casellati, anzi ridotta in brandelli, c'era già una sorta di accordo, mi sembra, no? Tra la Lega e Grillo, no? Perché subito viene fuori poi un altro nome, quindi no? Perché la Belloni subito. Quindi non lo so, queste cose mi fanno un po' di dispiacere, ecco, se devo dire proprio la verità da cittadina e da donna. Confido nel fatto che qualche valutazione in merito si faccia e che si valuti effettivamente per il valore che ha una donna, per quello che può dare. Certo. Ma ecco, Abisato, c'è stato, diciamo così, cioè il nome della Casellati è stato bruciato in questo modo, ecco, non è stata una candidatura, come dire, che forse credibile, diciamo, no? Messa lì più che altro magari per contarsi, il centrodestra aveva bisogno probabilmente di contarsi. Guardi, cosa è successo praticamente in questa settimana? Un po' quello che diceva il dottor Chasen quando dice il Parlamento è frazionato in tante parti, ma nessuno di questo, nemmeno in coalizione, riesce ad avere una maggioranza tale da poter portare in campo una propria proposta e farla arrivare a fine corsa, considerando poi che i primi 3 turni di votazione bisogna avere una maggioranza qualificata di 2/3, quindi certo. Era estremamente difficile, e quindi in quel caso io sommessamente ritenevo che l'unico profilo che poteva interpretare un sentimento largo potesse essere quello del Presidente del Consiglio in carica, ossia Mario Draghi. Solo che le divisioni del Parlamento, e quindi anche con una contrapposizione politica che esiste nel Paese tra centrodestra e centrosinistra, poi a livello di governo in questo momento di unità nazionale è invece scomposta e ricomposta, perché di fatto, se noi guardiamo, da un anno a questa parte c'è un unico oppositore a una maggioranza, che è Fratelli d'Italia, in parte, non su tutti i provvedimenti, a dire il vero. Quindi, nel riprodurre quella che era la maggioranza del governo per traghettare il fine legislatura, che mi pare che sia una cosa condivisa da tutti, le due cose non riuscivano a sovrapporsi. E la ricostruzione che faccio per me più che per i colleghi ospiti è quindi che in questa settimana si è un po' fatto del rito, che non è però più capito dai cittadini, o in parte poco capito dai cittadini, perché abbiamo sentito tutti, abbiamo tutti i riferimenti che dicono ma come? Sono 4 giorni che perdono tempo, che fanno la scheda bianca, che noi alle 8 andiamo in ufficio e loro sembra che... Allora non è proprio così se uno ci entra dentro e capisce gli equilibri. Cosa succede a un certo punto? Che pur se a parole si prova a trovare un candidato sopra le parti,
In realtà il centrodestra, secondo me anche correttamente, dice: per una volta, visto che ho la maggioranza in Parlamento, dovrei essere io a proporre un candidato. E a quel punto prova a fare un candidato istituzionale, la seconda carica dello Stato. Io penso che sia stata una scelta tutto sommato improvvida, perché si è messo al muro una figura che è padovana e che è pur sempre la seconda carica dello Stato, e che, stando agli equilibri del centrodestra, avrebbe dovuto in ogni caso non avere la maggioranza dei 505 voti, perché era pesato a 440, 450, ne ottiene 382, poi si è capito 70, che una parte come tutti abbiamo subito, perché il Partito Democratico si ricorda benissimo i 101 contro Prodi, quello è una ferita che ancora lacera, e i 70 di questo caso, per grossa parte, purtroppo ormai la ricostruzione è fatta, escono, guarda caso, proprio anche dalla forza che esprime la Casellati. Certo. Io penso che dalle uscite di questa sera dei 3 più grossi partiti presenti in Parlamento, la candidatura della Belloni, se non succede qualcosa di straordinario questa notte, potrebbe arrivare in porto e un po' fa il paio con le cose che ha detto il consigliere Venturini, la consigliera Venturini, perché non vorrei che fosse un donna su donna, visto che si è fatta una brutta figura, anche se il profilo devo dire che è inequivocabile. C'è un unico vizio di forma, se volete così, che se la persona che impersonifica solo da 7 mesi, ma di fatto ha il ruolo di responsabile dei servizi segreti, qualche pensiero lo fa fare. Poi sul profilo della donna che è interpretato come donna dello Stato da dentro le istituzioni al Ministero degli Esteri, nulla da dire obiettivamente. Certo. Professor Greco, allora parliamo un po', io farei un passetto indietro, no? Bisato diceva, vedeva bene Draghi come presidente. Che cosa comporterebbe un'elezione di Draghi al Quirinale? In realtà noi siamo in una situazione molto molto particolare, non tanto per la lunghezza delle procedure di elezione del Capo dello Stato, che nella storia repubblicana abbiamo avuto tempi molto più lunghi in passato, soprattutto nella Prima Repubblica, a parte il caso di Cossiga, insomma. E Ciampi. Uno dei temi centrali è proprio questo. Noi abbiamo per la prima volta nella storia repubblicana l'idea di eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Repubblica. Ora, su tutti i nomi che sono stati citati, io non avrei... è inutile entrare nel merito del curriculum, nel senso che sono tutte persone o istituzionalmente, il caso della Presidente Casellati, o tecnicamente molto competenti, quindi che è il caso di Draghi, il caso della dottoressa Belloni, eccetera. Il problema invece è un problema di tipo istituzionale, e questo è un tema che è stato sollevato anche da fonti insospettabili. Il Financial Times sollevava la questione della difficoltà di vedere Draghi passare dalla presidenza del Consiglio dei Ministri alla presidenza della Repubblica in una fase che per il nostro Paese è molto difficile. Noi siamo all'interno della quarta ondata di pandemia, ci sono tutta una serie di passaggi molto complessi. E se mi posso permettere, se esiste un problema, ed esiste un problema di tipo istituzionale per il passaggio del capo dei servizi segreti alla presidenza della Repubblica, un problema di pesi e contrappesi, di regole democratiche, secondo me ce n'è ancora uno maggiore nel caso del passaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Repubblica. E infatti il dibattito di queste settimane, qui parlo da cittadino un po' appassionato di Costituzione, ma il dibattito di queste settimane era molto complesso. Draghi ogni volta che incontrava i capi dei leader dei partiti sembrava stesse negoziando sul prossimo governo, però effettivamente se lo si vuole eleggere al Capo dello Stato bisogna sapere quale sarà il prossimo Presidente del Consiglio dei Ministri, ma questo vuol dire
che diciamo, i partiti prima di eleggerlo si fanno dire chi è il nome del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, questo è il problema di eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica. La negoziabilità di una prerogativa assoluta del Capo dello Stato, che è indicare, dopo aver ascoltato appunto le forze politiche in Parlamento, la persona che ritiene, diciamo, possa svolgere il compito di Presidente del Consiglio dei Ministri in libertà, cioè senza nessun condizionamento. Certo. Ecco, questo passaggio qui, che è molto complesso, però credo che sia la cosa più, diciamo, più difficile in questo percorso, che potrebbe portare eventualmente il Presidente Draghi a diventare Presidente della Repubblica. Nel merito è una persona ovviamente eccellente, cioè non c'è dubbio che svolgerebbe il ruolo in maniera, ha svolto ruoli molto complessi, insomma, quindi, però adesso fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è una situazione oggettivamente molto complessa. L'aspetto positivo, secondo me, di queste ore, non di queste ultime ore, questa giornata non è bellissima, la scena di vedere il Presidente del Senato, diciamo, non riuscire a raccogliere nemmeno i voti della propria parte politica, oggettivamente espone anche lì, diciamo, una carica importante dello Stato quindi, diciamo, lì c'è stato un errore politico ma anche istituzionale, secondo me, però questo non voglio entrare troppo nel merito. Però l'aspetto positivo di queste ultime ore è che stiamo vedendo una cosa che era ovvia. Non esiste solo una persona che può fare il Presidente della Repubblica nel nostro Paese, ci sono tante persone che hanno dei curricula, pensiamo alle donne di cui si parlava prima, abbiamo altre due ipotesi di cui parlano i giornali in questi minuti, certo, che sono Marta Cartabia, l'ex ministro Severino e l'attuale ministro Cartabia, ex Presidente della Corte Costituzionale, che sono persone di livello eccellente sul piano tecnico. Ecco, questo qui forse i partiti dovrebbero fare uno sforzo, diciamo, ulteriore, avere un sussulto. Probabilmente ci sono una serie di vincoli che noi non riusciamo a comprendere, il cittadino normale non riesce a capire perché non riescano a mettersi d'accordo a questo punto, visto, diciamo, che sono state provate un po' tutte le piste su una soluzione che effettivamente sarebbe una svolta per il Paese, avere un Presidente della Repubblica donna. Mi permetto una piccola correzione: in realtà nei paesi europei, diciamo, Presidente della Repubblica donna nei grandi paesi europei, Francia e Germania, no, le hanno come Presidente della Repubblica, poi sì. Primo Ministro, sì, noi non abbiamo avuto nemmeno quello. Però questo sarebbe una svolta e sarebbe un modo per far vedere che l'Italia, così come nell'ultimo anno è riuscita a fare molte cose che non si pensavano possibili, riesce anche in questa condizione a uscire da un impasse molto complicato. Tutta la stampa ha detto che non c'erano altre soluzioni che tenersi il Presidente della Repubblica Mattarella oppure avere Draghi che passava dal Presidente del Consiglio a Presidente della Repubblica. E invece ci sono altre soluzioni. Ultima annotazione molto rapida: io penso che il Presidente della Repubblica uscente, Sergio Mattarella, io credo che sia stato il miglior Presidente della Repubblica della nostra Repubblica Italiana, perché in una fase molto delicata ha tenuto la barra dritta su un punto molto importante. È vero che la Costituzione consente la rielezione del Presidente della Repubblica, però quella è un'estrema ratio, veramente un'estrema ratio. E l'ultima esperienza, diciamo, è stata un po' rocambolesca, la prima e ultima esperienza, quella di Napolitano, è stata un po' rocambolesca. Il fatto di ricordare che il Presidente della Repubblica normalmente non dovrebbe essere rieletto, secondo me anche questo è un insegnamento importante per il nostro Paese. Dobbiamo uscire dall'idea che abbiamo sempre bisogno di soluzioni di emergenza. Si possono trovare anche in queste condizioni delle soluzioni ordinarie. Certo. Alain Luciani, allora, passiamo a lei la parola. Sì. Allora, si sta trattando per il nuovo Presidente del Consiglio, con Draghi
che si troverebbe a nominare il suo successore? Sinceramente a me dispiace molto per la Casellati. Io in tempi non sospetti avevo fatto una scommessa, perché poi insomma fra di noi umili cittadini e amministratori territoriali insomma ci appassioniamo a queste vicende, per cui si faceva un po' un totto scommessi. Io mi ricordo che dissi, secondo me la Casellati potrebbe essere il nome giusto, e mi dispiace tanto per lei umanamente, perché si doveva fare i conti prima, non si può lanciare i nomi delle persone, soprattutto del suo spessore, insomma, per poi fallire miseramente. Cioè bisognava, o hai i numeri o non ce li hai, o ti sei accordato prima, oppure secondo me è stata veramente sbagliata, proprio perché comunque ricopre un ruolo che dovrebbe rappresentare poi non lo so, mi dispiace, perché adesso lei non ha neanche i numeri per rimanere lì, cioè voglio dire, cosa accade? C'è una sfiducia nei suoi confronti, non riesco veramente a leggerla bene, e mi dispiace, perché si poteva sicuramente fare di meglio. Si può perdere, ma a volte no, ma si può perdere anche bene. Se mancavano un paio di voti si poteva anche comprendere, però così no. Ma così scusi, non è... È giusto trattare una persona in quella maniera? Per me no. Ecco, appunto, perché non è che i partiti si inventano e usano queste persone senza chiedere alle persone: ma tu vuoi veramente partecipare e abbiamo la maggioranza, e non esporla in questa maniera? Io infatti questo sto cercando di esprimere, no? In maniera anche semplice, cioè non si può secondo me esporre le persone in questi termini, perché ripeto, è la seconda carica dello Stato, cioè dobbiamo avere rispetto anche di questa, della sua figura, al di là della persona in sé, no? Può anche starti antipatica, però voglio dire, è la seconda carica dello Stato. Prima di esporre la seconda carica dello Stato a una brutta figura, insomma, io piuttosto avrei fatto scheda bianca. Io non sono tra quelli che dice che bisogna leggere il più velocemente possibile. Io ritengo che il Parlamento deve prendersi il tempo che serve. Se serve più tempo, che se lo prendano, piuttosto di fare queste cose, perché mi dispiace, è una nostra concittadina, è una padovana, e nutrivo sinceramente grandi speranze che finalmente una veneta, una padovana potesse insomma arrivare dove stava per arrivarci lei. È arrivata vicinissimo, e quindi mi dispiace fortemente, e quindi umanamente tutto. Qui a Padova stiamo per mettere una statua, no, in Prato della Valle, sì, a una donna, no? Perché la prima donna laureata, e poi trattiamo così la nostra donna padovana. Ecco, a me dispiace da padovano, sinceramente, mi dispiace enormemente. Non è del mio partito, voglio dire di Forza Italia, però un po' nutrivo questa speranza e mi dispiace molto. E anche qui ha ragione la collega, insomma, in regione. Io ritengo che sia adesso voler proporre un'altra donna, quasi a dire beh, non è andata bene con una, ne mettiamo un'altra. Non lo so, cioè io piuttosto fermerei tutto, riflettiamoci bene e facciamo in modo che il paese esca da questa situazione, perché è quella di oggi che secondo me diventa ingiustificabile davanti agli elettori, che si fa più fatica a giustificare. Perché si dice un nome è stato fatto dal centrodestra che teoricamente ha i numeri, quindi perché non ci arriviamo? Perdiamo tempo? È questo che poi ci dicono, almeno a me hanno detto così oggi, voglio dire, le persone che ho incontrato. Certo. Quindi meglio una scheda bianca, un giorno in più, ma facendo le cose fatte bene, così diventa difficile. Poi io mi immagino che lì sia difficilissimo, che i segretari stiano facendo un lavoro incredibile, che ci sono sempre stati i franchi tiratori, cioè voglio dire, non è che siano novità, però umanamente a me per Casellati è un dispiacere, ecco. Per la questione Draghi che mi chiedevi, io non credo che Draghi, io penso che l'Europa auspichi che resti esattamente dov'è, perché deve essere garanzia delle promesse che l'Italia ha fatto nei confronti dell'Europa. Se lo spostiamo di là non è più in grado, proprio per l'autonomia che deve avere, di garantire all'Europa, quindi secondo me resterà lì dov'è. Certo. Allora Pontelli, questa difficoltà a trovare la figura di alto profilo che vada bene a tutti. Siamo passati dai leoni da tastiera ai leoni da scheda, per cui i franchi tiratori pesano il proprio peso e lo fanno pesare nei confronti dei segretari, e questo vi dà il livello culturale medio del nostro Parlamento, perché io posso essere d'accordo con Luciani quando dice fermiamoci un giorno
e ripartiamo con idee più chiare sulla base di un accordo tra tutti i partiti. Però ricordiamoci che fuori un giorno in più vuol dire un giorno in più di bollette che aumentano del 70-80%, di aziende che chiudono. Faccio un esempio banalissimo. Oggi anch'io ero convinto che la Casellati potesse essere un ottimo candidato, come poteva esserlo anche l'ex giudice Nordio. Ma ricordo che oggi, in questo semplice giorno, Bosch ha dato avvio alla procedura di licenziamento di 700 operai a Bari, Magneti Marelli 550, cioè oggi noi abbiamo perso 1250 posti di lavoro in Italia, dove Brunetta dice che c'è il boom economico, e noi giochichiamo con le schede bianche o chi scrive Rocco Siffredi o chi scrive Signorini. Ecco, l'aspetto, cioè lo spettacolo che il Parlamento, e se posso fare un piccolo appunto al direttore, questi che sono in Parlamento non li abbiamo scelti noi, li ha scelti le segreterie, perché noi non possiamo scegliere i candidati, noi possiamo solo asteriscare il simbolo del partito, il quale in base alla disposizione sulla lista sceglie chi mandare. Io non ho scelto questi, io posso solo aver votato un partito, ovviamente, e di conseguenza delle persone che sono a me più vicine, ma questi che sono in Parlamento non li abbiamo scelti noi. Quindi voglio dire, tornando alla questione generale, credo che mai, io vengo da un'area politica che sempre, io mi ricordo, a primi anni 80, Spadolini cosa disse? Avverto una certa distanza tra la politica e il mondo reale. Rendiamoci conto che viviamo in due sistemi solari differenti, che non hanno più nessun tipo di contatto. Se noi non riusciamo a capire che se noi vogliamo tornare indietro, e speriamo di farlo con questa classe politica, che è quella che l'ha creata l'ultimo anello, perché non è che sia una cosa imputabile solo a chi è stato al potere gli ultimi 2 o 3 anni, ma viene da 20-30 anni di gestione politica, noi non ne verremo mai fuori. Poi, se posso dire, io sono d'accordo, capo dei servizi, ma in Venezuela viene eletto capo dei servizi segreti il Presidente della Repubblica. Putin, che viene indicato come il peggiore dittatore d'Italia, viene dalla KGB. Ma non abbiamo neanche a livello di comunicazione quel minimo sindacale di capacità di capire che figura faremo noi a livello internazionale. E chiudo, tanto per essere chiari, parliamo di Putin, Bielorussia. L'altro giorno c'è stata la riunione di tutti i ministri degli esteri dell'Unione Europea, gli unici che non sono andati col ministro e non hanno mandato neanche un sottosegretario sono stati noi. Noi avevamo la sedia vuota, perché il signor Di Maio pensava e riteneva più importante restare a Roma e giochicchiare all'elezione del Presidente della Repubblica, d'accordo? Ma vi sembra normale che all'interno di un'Unione Europea nella quale si decide della strategia politica da seguire, perché se seguiamo gli americani andiamo verso le sanzioni, ci viene meno il gas, o da un'altra parte bisogna scegliere un'altra politica, e il nostro Presidente, il nostro Ministro degli Esteri non ci va. Ma che paese siamo diventati? Che paese siamo diventati? Ma io faccio un'altra domanda. Perché deve essere un non eletto Presidente del Consiglio? Abbiamo 900 e passa. Ma possibile che non ci sia un genio, più genio di Draghi? E stiamo montando la figura di Draghi, che insomma sicuramente ha un grosso mestiere. Ma io sinceramente, così distinto, avendo passato un certo numero di anni col rapporto bancario, dei banchieri e delle banche non c'è da fidarsi. Per cui, per carità, poi può darsi che abbiano fatto il vaccino e non c'è più questo virus, ma io non ci credo. E se Draghi diventa Presidente della Repubblica, metterà Presidente del Consiglio chi vuole lui. Certo. E allora si innesca uno strano meccanismo. Allora dobbiamo anche pensare, io faccio una proposta, una provocazione, perché non cerchiamo che il Presidente della Repubblica venga eletto dagli italiani, ma non col sistema francese, per carità, è un sistema diciamo che funziona, ma a noi non piace. Però invece di fare tutti questi intrighi in Parlamento, chiamate gli italiani, perché scientificamente l'intelligenza collettiva vale più dell'intelligenza di gruppo o singola.
perché rappresenta una media di necessità che ciascuno esprime e che alla fine si consolida in una certa maniera. Allora i nostri padri fondatori sicuramente hanno cercato il meglio, allora l'idea che gli italiani fossero così bravi e intelligenti non c'era, però invece poi l'hanno dimostrato, perché abbiamo creato un'Italia che è fantastica, no? Poi a parte alcuni inciampi che ogni tanto facciamo. Ma l'elezione del Presidente della Repubblica io credo che dovrebbe essere demandata e non andrebbe in conflitto, bisognerebbe cambiare comunque la Costituzione, ma non andrebbe in conflitto con un sistema democratico di alto livello. Lo vorrei domandare a Luciano Greco. Io al referendum costituzionale l'ultima volta ho votato no. No, va bene, ma non sono un grande quella amante è un'altra cosa, o meglio, sì. Era un sistema diverso, sì, certo. No, ma solo il Presidente della Repubblica che abbia le stesse mansioni che ha oggi, ma non, sì, non come in Austria, diciamo. sì, non eletto dai rappresentanti che eleggono un loro come rappresentante, Austria, sì, certo. ma invece da tutti i cittadini. Sì, io onestamente penso che cioè non credo che questo sia il problema del nostro paese, nel senso che tutto sommato la figura del Presidente della Repubblica si è dimostrata in fasi molto delicate della storia repubblicana una figura di riflessione sostanzialmente, e in quello che dice lei io sono d'accordo, cioè i cittadini non sono stupidi, però i cittadini sono interessati a quello che succede oggi e domani. E invece l'idea è che la nostra Costituzione affida al Presidente della Repubblica una funzione, diciamo, di visione di lungo periodo. Anche questa difficoltà di eleggerlo, cioè la necessità adesso di mettere insieme visioni molto diverse, anche i franchi tiratori che noi diciamo consideriamo negativamente, semplicemente questo vuol dire che deve essere un'espressione che è vicina, non sembrerà vicina ai cittadini, e qui si potrebbe fare la discussione di quanto Mattarella non sia stato vicino ai cittadini, ma in realtà deve essere molto vicino anche alle istituzioni, e anche espressione delle istituzioni, non solo del Parlamento, ma anche delle regioni, eccetera. Ecco, io semmai avrei rafforzato il ruolo delle regioni nell'elezione. Questo potrebbe rendere ancora maggiore la coesione, eccetera, però onestamente non credo che sia questo il problema del nostro Paese. Quindi probabilmente diciamo, abbiamo una serie di necessità di riforma. Io onestamente non credo che il nostro primo problema sia la riforma dell'elezione del Presidente della Repubblica, che è una figura molto importante e chiave, perché ricordiamoci che elegge una parte consistente della Corte Costituzionale, quindi è una figura chiave all'interno dell'architettura del sistema complessivo del nostro Paese. Per questo diciamo, questa lunghezza e questa difficoltà dell'elezione, che non è, ripeto, la prima volta che succede nel nostro Paese, tutto sommato è anche un momento di riflessione, è un momento in cui anche diciamo, le manie di grandezza dei leader politici si scontrano contro la realtà, non è la prima volta che succede. Quello che è successo oggi è semplicemente appunto la ricerca di una forzatura politica, laddove probabilmente non c'erano nemmeno le condizioni numeriche per farlo. Insomma. Sì, certo. Posso fare una domanda al professore? Prego. Ma secondo lei non sono un po' superate alcune regole relative anche all'elezione del Presidente della Repubblica? Nel senso che pensare ad una Costituzione che permetta che ci siano votazioni ad oltranza, perché il cittadino non capisce effettivamente perché si debba andare avanti ad oltranza. La politica si adatta alle regole che ci sono. Se ci fosse una Costituzione, no, che dicesse facciamo 2 votazioni, in 2 votazioni si deve eleggere il Presidente della Repubblica, la politica si adatterebbe a quello, e quindi tutto questo lavoro preparatorio di consultazione, di contatti si farebbe prima, e nel giro di 2 votazioni verrebbe eletto il Presidente della Repubblica. Quindi io ne faccio anche un fatto di regole.
Forse le regole che ci sono regole ormai desuete, che non si attagliano, che non si adattano più alla situazione contingente. Questo è un mondo molto più dinamico, molto più rapido, che ha bisogno di decisioni veloci, cioè non sono i tempi di decenni fa dove poteva esserci una liturgia, una ritualità che richiedeva tutta una serie di contatti, di approcci. Adesso ci vogliono decisioni veloci, anche perché c'è un elemento che condiziona tutti, perché il nostro è uno Stato sovrano in realtà relativamente, perché è lo spread che decide la politica del nostro paese. E non siamo noi, e non siamo noi a decidere lo spread. Se posso purtroppo permettere una risposta. Allora, qui secondo me c'è il cortocircuito mediatico. Il Presidente della Repubblica nel nostro sistema non governa. Il problema che abbiamo quest'anno è un problema particolare, cioè noi non staremmo facendo questo dibattito così complesso in questo momento nel nostro Paese se non fosse che abbiamo pensato, e questo sì, improvvidamente, che il Presidente del Consiglio dei Ministri, che io reputo una persona eccellente, che potrebbe secondo me far molto bene anche il Presidente della Repubblica, però adesso fa il Presidente del Consiglio dei Ministri, è questa cosa che ha bloccato le istituzioni negli ultimi mesi. Io ho un po' di rapporti tramite l'università eccetera, anche con il Tesoro, con il Ministro dell'Economia eccetera, e mi sono accorto praticamente del blocco di una serie di situazioni, anche di decisioni importanti che riguardano le imprese, che riguardano l'indebitamento delle imprese. Ma questa cosa qua non dipende dalla regola istituzionale per eleggere il Presidente della Repubblica, dipende dalla decisione mediatica, perché è stata una decisione molto sponsorizzata dai giornali, e anche politica, di molte parti politiche, di immaginare che il Presidente della Repubblica potesse essere Mario Draghi. Questa secondo me è un errore istituzionale che oggi ci porta giù dove diceva appunto la consigliera regionale, cioè ci porta in una situazione in cui invece di occuparci dei temi centrali dell'agenda, dal PNRR alle questioni cioè, tutti i temi che si dicevano anche prima, i fallimenti di imprese, quindi le chiusure, i posti di lavoro, l'inflazione, avremmo un elenco lunghissimo, invece siamo incartati su questa questione che ci avrebbe preso lo stesso un bel po' di tempo, ma il Presidente della Repubblica non governa, quindi non avrebbe avuto impatti immediati. L'impatto scaturisce dal fatto che abbiamo voluto mettere tutto in un unico calderone. Aggiungo un'unica cosa, sono d'accordo, si potrebbero cambiare le regole facendole più snelle, eccetera, però ho voluto sottolineare il punto che questa necessità di velocità sul Presidente della Repubblica ce la siamo andata a cercare noi. Non era necessaria questa cosa qui e secondo me è stata una scelta avventata. Ma diciamo osservatori internazionali dicono questa cosa qui, non era necessario fare questa cosa qui, abbiamo fatto un percorso onestamente avventato. Non è la prima volta che facciamo questi esperimenti, però speriamo sia l'ultimo. Sì, certo, ma vediamo una cosa, che era necessario arrivare all'ultimo momento, all'ultimo secondo, senza esserci messi d'accordo, e adesso che abbiamo l'acqua alla gola forse cominciamo a pensare che conviene fare un accordo? Questi sono i nostri rappresentanti. Quanto tempo è che stiamo dicendo cambierà il Presidente della Repubblica? Ma le regole che ci sono permettono di fare questo, quindi la politica si adatta alle regole che ci sono. Se non ci fossero queste regole messa alla corda, la politica deciderebbe subito. Sono le regole che permettono di farlo. Le posso suggerire una cosa, che finché ci credi rispetti le regole. Le regole sono aggirabili sempre, sono interpretabili in mille maniere. Quando mai negli anni 80, 90, 50 avremmo detto diventa Presidente del Consiglio uno che non c'entra niente con la politica? È successo con Renzi, no? È successo, stai tranquillo che non c'è problema, eccetera. Ma precedente posso dire una cosa, però è proprio così comunque. Cioè, nel senso che poi la ricostruzione storica si può fare come si vuole, però era pienamente dentro la politica, sia Renzi che Letta in quel momento. Io credo che poi sia risultato scortese e stai sereno il giorno dopo, però è una dinamica interna ai partiti che è sempre avvenuta, perché noi abbiamo sempre
sto falso mito che 20 anni fa era tutto meglio. Allora, se poi andiamo a vedere storicamente, per fare qualche Presidente della Repubblica ci ha messo non so quante volte, 12, 20, e via discorrendo. Anche 23. Ecco, 23 volte. Ma Figurarsi diciamo se adesso per 23 in sedute facessero scheda bianca o non trovassero la quadra, perché c'è una tensione mediatica sull'argomento che è esasperata rispetto a una volta. C'è anche una tensione economica e sociale legata alla pandemia. Attenzione, allora io prima nella prima istanza, nel primo intervento, ho detto che per l'opinione pubblica già 5 giorni è troppo e che il falso mito è quello che sapevamo da 7 anni, se vogliamo estremizzare e rendere iperbole il ragionamento, che è da 7 anni che sapevamo che dovevamo fare un Presidente della Repubblica nuovo. Probabilmente 7 mesi, 7 settimane, tutto col 7. Però, allora, su una cosa non mi ci ritrovo. Cioè, è la politica, è tutta la politica partitica che un anno fa, con la guida straordinaria, dico io, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dentro un guado da cui non si riesce ad uscirne, riesce a fare un governo di unità nazionale, perché è un vero governo di unità nazionale, e che fa interpretare a quello, si può essere d'accordo o no, una riserva della Repubblica, nella figura del professor Draghi, per l'autorevolezza internazionale che ha. Poi si può contestare che fosse troppo dentro il mondo della finanza. È una persona autorevole in giro per il mondo. Tira su il telefono e ti parla dopo 10 secondi con Biden, con Putin, con la Merkel. La Merkel alla fine dell'anno riconosce che in termini di gestione della pandemia, di crescita nell'anno della pandemia, poi qua qualcuno la penserà diversamente da me, ma la Merkel è venuta a farci i complimenti. Allora questo un po' come dire, po' disintermediato dall'opinione pubblica, non con una opposizione che di fatto da un punto di vista della gestione dei rapporti non esisteva più, perché a un certo punto qualsiasi cosa avesse fatto il professor Draghi era perfetta, diciamo, siamo onesti, cioè era quasi impossibile dire che qualcosa non funzionava. Diventava quasi gioco forza naturale pensare, se non si è degli addetti ai lavori e se non si fa quel giusto ragionamento di dire attenzione, perché l'accumulo dei ruoli, io capisco il professor Luciano Greco, che apprezzo sempre tantissimo per l'analisi che fa, so che questo il discrimine, stiamo giocando sul limite della sovrapposizione di poteri dello Stato, quando invece la garanzia democratica è sulla divisione dei poteri. Però, cioè nel senso che non andiamo a cercare qualcuno col lanternino solo con l'obiettivo di dire che siccome in parte c'eravamo tutti incartati in questi giorni, allora dobbiamo tirar fuori dal cilindro qualcosa che come dire, dia una risposta pronta all'opinione pubblica, per cui poco conosciuti, la mettiamo al posto giusto, si farà, ma stiamo facendo il Presidente della Repubblica che deve garantire tutti per 7 anni. E deve farlo ai massimi livelli. Le do una rapida risposta. I partiti che ci sono adesso, non sto dicendo che una volta andava meglio. No, ma attenzione, non li sto difendendo io. Rispondo a quello che lei mi ha suggerito. I partiti di una volta non sono quelli di adesso. Adesso sono partiti personali, ognuno ha il suo partito ed è personalmente responsabile e fa i cavolacci suoi. Parla solo lui e gli altri non contano niente. La mia impressione è questa, ma di fatto lo è. Poi, naturalmente, il titolare di quel partito potrà mandare in disgrazia il partito che fa degli inciampi, o viceversa, invece lo fa crescere. Abbiamo visto questo. A suo tempo, cioè prima della crisi del precedente Repubblica, invece la cosa era totalmente diversa. Cioè c'erano dei personaggi all'interno del partito, si trovavano, discutevano tra di loro, facevano anche delle discussioni un po' pesantine, perché abbiamo conosciuto il picconatore, abbiamo conosciuto Andreotti, cioè non erano mammole, avevano un peso notevole nella politica,
ma su certe cose alla fine si mettevano d'accordo. Qui invece, essendoci dei partiti prevalentemente, non tutti, ma la prevalenza sono personali, c'è il partito di Grillo, c'è poco da fare, non è il partito della 5 Stelle che rappresenta non so cosa, è il partito di Grillo. Adesso poi che sia presente più o meno, eccetera, questo non ha importanza. C'è il partito di Berlusconi, c'è la Lega, ma la Lega si sa che è stata comprata da Berlusconi e la gestisce Salvini. Non era colpa mia quello che hanno fatto a loro, quel discorso là, e così via di seguito. C'è il partito della Meloni. E quindi dico che da un punto di vista fotografico quella fotografia non è uguale a questa e il comportamento era più solido allora, pur avendo dei partiti che facevano anche danni, perché ricordiamoci le bombe e tutto il resto, gli attentati, e sempre che c'era qualcuno dietro, ma non andiamo a rinvagare. Non era una repubblica perfetta. Quella rispondeva se a una certa garanzia che comunque o democristiano o socialista o socialdemocratico lo sarebbe stato, gli altri no. C'è voluta la Seconda Repubblica perché vada su Napolitano, ma Napolitano ci ha messo di fronte a una cosa strana. Prendo un grande personaggio, lo metto lì Presidente del Consiglio, come se quelli che abbiamo eletto noi non ce ne fosse uno in grado di farlo. Prima lo nomina senatore a vita. Prima lo nomina senatore a vita, tra l'altro. Sì, allora cosa stiamo facendo? Non solo, ma prima di decidere riunisce 40 saggi, 38, adesso non ricordo il numero esatto, e dice posso fare così? Sì che puoi farlo, e allora lo fa, perché è l'unico sistema per non essere poi detto ma forse è un risultato saggio quello che hai preso, e abbiamo visto poi la saggezza dove è andata a finire e abbiamo distrutto un'area politica che non so se lo meritasse, ma comunque non certamente deve essere il Presidente della Repubblica che fa queste cose nei confronti di un partito, oppure salva una banca. E qui invece vorrei rispondere a Luciano Greco. Il Presidente della Repubblica ha tanto di quel potere che può far saltare lo Stato, perché se mette in crisi il prossimo Presidente dice cambio il governo e lo cambia, ne faccio un altro, non va bene, ne faccio un altro ancora, andiamo alle elezioni. E andiamo alle elezioni. Insomma, scusate, non è che sia uno che fa la benedizione, comportatevi bene, vi assolvo a divinis. No, ha dei grandi poteri, è legge è dentro la magistratura, è dentro l'esercito, solo che fino adesso questi presidenti non hanno approfittato di questa situazione. Ma questa, essendo molto vecchio, me la ricordo perché il terrore anche della Democrazia Cristiana è che Andreotti andasse Presidente della Repubblica, e a salvarci da questo passo è stato Totò Riina, quando ha fatto il botto, purtroppo con il Falcone, e il Parlamento si è improvvisamente svegliato, i radicali dissero votiamo, è stato cambiato improvvisamente senza nessuna previsione, questo fatto ha ribaltato la situazione. Questo è il problema dell'Italia. Cioè dobbiamo avere non dei partiti legati alla singola persona e all'umore delle persone, perché se io la mattina mi sveglio, parlo di me, mi sveglio che ho un po' i corni storti e la giornata va in una certa maniera, se invece mi sveglio con un altro, ma se siamo in 5 o 6 allora possiamo anche confrontarci, se c'è un gruppo dirigente all'interno del partito ci si confronta e si decide. E questo è purtroppo la Seconda Repubblica, che sarebbe stata la fase migliorativa dell'organizzazione della società, e invece purtroppo poi nelle vicende che abbiamo visto non è stata così. E invece bisognerebbe studiare, perché le persone quando si trovano di fronte a delle leggi nuove, io porto sempre come esempio un'altra questione, che è quella per esempio dell'aborto. Era una legge che tutti siamo battuti perché era necessaria, perché la donna non poteva essere la schiava di tutta una serie di cose, che doveva essere libera, eccetera, però oggi ci troviamo in una situazione dove non la donna,
Ma il concetto di famiglia, il concetto che ne parla anche il Papa Francesco, no? Di avere dei figli, avere un futuro, un paese che non ha una famiglia, che non ha una coltivazione, una capacità di coltivare una famiglia, non ha futuro. E allora bisogna che questa educazione, quella legge andava bene, però tutte le leggi sono aggredibili dal di dietro. E allora si creano delle situazioni e vanno tamponate, ed è il caso appunto della revisione, ma non come l'ha fatta Renzi, della Costituzione, ma di alcuni punti della Costituzione dove riusciamo a tamponare certi concetti evolutivi, naturalmente, adeguandola alla realtà che va mutando, ovviamente. Allora, abbiamo una pausa pubblicitaria. Ma dai, sì. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo subito, poi abbiamo un ultimo giro di consultazioni, chiamiamo così, per capire un po' che cosa ci attende nei prossimi giorni. A tra poco.